religione agli arresti domiciliari perché accusato di abusi su 7 minorenni. Domani mattina in tribunale a Padova si svolgerà l'interrogatorio di garanzia. Il suo legale è amareggiato e sconvolto. È stato rintracciato e condotto in carcere il 36enne bengalese accusato dello stupro a Marghera di una connazionale 17enne, mamma di un bimbo di pochi mesi. Tiro a segno dal terrazzo con una carabina, questa è la dinamica del ferimento a Marostica di un 35enne di Pianezze, ora in prognosi riservata a San Bortolo, denunciati 4 cacciatori. Inizieranno domani le operazioni di recupero dei 4 corpi dei subacquei italiani morti nell'immersione alle Maldive. Oggi il gruppo di ricerca internazionale ha localizzato il punto in cui si trovano. Schianto in moto contro un palo a Codogna, è morto in ospedale un 28enne, i residenti si erano mobilitati per salvarlo. A Urgiano nel Vicentino donna travolta è uccisa da un tir. La contestata gita a Trieste tra migranti della rotta balcanica di 2 classi elementari di Marostica ha avviato una raccolta firme a sostegno delle maestre. A Venezia per la campagna elettorale il ministro del turismo Mazzi annuncia l'arrivo dopodomani del ministro della cultura Giuli. Dialogo con Buttafuoco ripreso sarà alla Biennale. Lutto nel mondo politico, è morto a 70 anni Gian Claudio Bressa, già sindaco di Belluno, parlamentare e sottosegretario, si batté per l'autonomia ed enti locali. Il caso Una bomber a Ring, intervista esclusiva ad Ezio Zernari, il poliziotto accusato di aver manomesso la prova principe, condannato, ho pagato solo io. Buonasera, ben ritrovati, edizione regionale dei nostri notiziari, questi dunque i titoli, ma in primo piano il nostro sondaggio che riguarda la contestata gita a Trieste tra migranti della rotta balcanica di 2 classi elementari di Marostica. E dunque noi vi chiediamo proprio questo: bimbi in gita a conoscere i migranti. Secondo voi è giusto? Se volete rispondere di sì, lo vedete in verde 0422 1626 691, se invece volete rispondere di no 0422 1626 690. L'esito di questo sondaggio come sempre nel corso della nostra trasmissione in prima serata Ring. E dunque la cronaca, l'ex prof di religione agli arresti domiciliari perché accusato di abusi su 7 minorenni. Domani mattina in tribunale a Padova si svolgerà l'interrogatorio di garanzia. Nuvole e pioggia che si alternano con il sole sopra la parrocchia di San Lorenzo di Elbignasego. Qui in canonica agli arresti domiciliari Francesco Saviane, 37 anni, ex professore di religione dell'Istituto Barbarigo di Padova, animatore e collaboratore in diverse parrocchie della diocesi. Nessuno parla, si attende domani quando il 37enne, originario di Volpago del Montello, si presenterà davanti al giudice per l'interrogatorio di garanzia. L'uomo, attraverso il suo avvocato Ernesto De Toni, si dice amareggiato e sconvolto dall'ordinanza. Davanti al giudice in tribunale a Padova si difenderà dalle accuse che la procura gli muove dopo un'indagine condotta dalla squadra mobile a partire da marzo, dopo la segnalazione di un 17enne che aveva confidato a un docente i presunti abusi sessuali subiti dall'ex insegnante di religione durante un fine settimana trascorso fuori regione. Da qui, attraverso la ricostruzione delle chat del ragazzo, gli inquirenti sono risaliti ad altri 6 presunti casi di abuso che riguardano ragazzi e ragazze minorenni che venivano affidati a lui. Un'indagine condotta secondo la procedura del cosiddetto Codice Rosso che ha portato l'ordinanza con l'accusa di plurimi episodi di violenza sessuale aggravata fatti avvenuti tra il 2017 e il 2026. Una notizia esplosa come una bufera sulla quale, attraverso un comunicato, è intervenuta anche la diocesi di Padova, che precisa come Francesco Saviane dal 1 settembre 2023 non abbia più ricevuto incarichi di insegnamento di religione cattolica in alcuna scuola statale o paritaria e che a seguire gli è stata revocata dall'ordinario diocesano anche l'idoneità di insegnamento della religione cattolica. La diocesi ha anche avviato un'indagine canonica disponendo la sua esclusione da qualsiasi incarico ecclesiale vicino ai minori e alle famiglie. Il vescovo Claudio Cipolla esprime l'amarezza della Chiesa di Padova, sottolineando che la presenza di Saviane nella canonica di una parrocchia della diocesi si deve a una scelta personale del parroco, in violazione a una formale indicazione dell'ordinario diocesano. È stato portato in carcere il 36enne bengalese presunto responsabile dello stupro di una connazionale 17enne, mamma di un bimbo di pochi mesi.
I carabinieri di Marghera, con i colleghi di Mestre, su delega della procura, hanno portato in carcere il 36enne bengalese presunto responsabile della violenza sessuale aggravata nei confronti di una connazionale 17enne, mamma di un bimbo di pochi mesi. Il provvedimento arriva dopo l'indagine scaturita dalla denuncia della ragazza lo scorso 10 maggio, quando si è presentata nella caserma di Marghera dicendo di essere stata violentata la sera prima dal coinquilino nell'abitazione dove lei viveva col marito, il figlio e altri connazionali. La vittima aveva riferito che il 36enne era entrato nella sua camera da letto dove lei stava giocando col bimbo con la scusa di riscuotere il pagamento delle spese domestiche e dopo essersi sincerato che il marito non fosse in casa l'aveva bloccata sul letto con la forza costringendola a un atto sessuale. Poco prima dello stupro, la 17enne aveva anche tentato di contattare telefonicamente il marito, ma il 36enne le aveva strappato il cellulare lanciandolo sotto il letto per impedirle di chiedere aiuto. Approfittando poi di un momento di distrazione, la ragazza è riuscita a scappare col piccolo e contattare il marito che nel frattempo ha chiamato i carabinieri. Alla luce dei fatti commessi e per evitare la reiterazione del reato, il 36enne arrestato è stato portato nella casa circondariale di Santa Maria Maggiore. Ed ora nel Vicentino, tira segno dal terrazzo con una carabina un 35enne viene gravemente ferito. Siamo in Valle San Floriano a Marostica, 4 cacciatori denunciati. Senza dubbio non avevano pensato alle conseguenze quando si sono messi a sparare in giardino da un balcone e uno di loro è rimasto gravemente ferito. 4 uomini denunciati, tra loro il 35enne di Pianezze colpito dal proiettile di una carabina sparato da un amico di 36 anni. Per lui, sottoposto a 2 delicati interventi chirurgici, i medici del San Bortolo di Vicenza non hanno ancora sciolto la prognosi. Tutto è accaduto a Marostica, in Valle San Floriano, nella proprietà di un'abitazione di via Sedea. 4 dei 5 amici presenti, quasi tutti cacciatori, tutti pressoché coetanei, avevano deciso di provare una carabina calibro 22 regolarmente detenuta che uno di loro voleva acquistare. È stato posizionato in giardino un bersaglio e a turno si sono alternati a sparare dal terrazzo. Tutto è precipitato quando il 36enne interessato all'acquisto dell'arma l'ha caricata e girandosi per assumere la posizione corretta per lo sparo ha inavvertitamente premuto il grilletto. È partito un colpo che ha preso in pieno il 35enne di Pianezze, una profonda ferita all'addome. Subito in soccorso uno degli amici che l'ha accompagnato al San Bassiano. Da qui, viste le gravi condizioni in cui versava, è stato trasportato all'ospedale di Vicenza dove si trova tutt'oggi ricoverato. I carabinieri hanno ricostruito la dinamica e ascoltato i soggetti interessati. Il 36enne che ha ferito l'amico deve rispondere di lesioni personali colpose gravissime. Il proprietario dell'abitazione e della carabina di omessa custodia d'armi, mentre per entrambi e per gli altri 2 amici, compreso il residente di Pianezze ferito, è scattata la denuncia per esplosioni pericolose. Sequestrata la carabina calibro 22, relativi bossoli e la sagoma usata come bersaglio. Al proprietario del fucile sottoposti a ritiro cautelare anche una pistola Glock, un revolver e un fucile a 2 canne sovrapposto. Stessa operazione nei confronti dell'autore del ferimento del 35enne, cui venivano ritirate una scacciacani e una doppietta. Ed ora la tragedia avvenuta alle Maldive. Inizieranno domani le operazioni di recupero dei 4 corpi dei subacquei italiani morti nell'immersione. Oggi il gruppo di ricerca internazionale ha localizzato il punto in cui si trovano. Si trovano sul fondo del secondo ambiente a circa 60 metri di profondità. Sono stati individuati i corpi dei 4 italiani ancora dispersi nelle acque dell'Oceano Indiano alle Maldive. Il team internazionale di specialisti di DN Europe, organizzazione medico-scientifica non profit incaricata della ricerca, ha localizzato i 4 corpi durante la prima immersione tecnica nella grotta. L'operazione di recupero dovrebbe iniziare domani e rimane tecnicamente impegnativa, emotivamente intensa e operativamente complessa, così viene definita da DN Europe. Questa mattina la squadra di ricerca di speleosub finlandesi ha eseguito un'immersione tecnica nella grotta dell'atollo Vavu durata circa 3 ore. Sono state esplorate le cavità sommerse, valutate le condizioni ambientali e raccolte tutte le informazioni necessarie per pianificare le fasi successive dell'operazione. Le 4 vittime sono state localizzate in fondo ad un tunnel, tutte insieme, mentre l'istruttore subacqueo e capobarca padovano Gianluca Benedetti era stato ritrovato il giorno
dopo della tragedia nella prima grotta. Nei prossimi giorni la Farnesina ha fatto sapere che la salma verrà rimpatriata in Italia. Molto più complesso il recupero dei 4 corpi della spedizione scientifica e il team finlandese ha utilizzato sofisticate attrezzature, tra cui un rebreather a circuito chiuso e potenti scooter d'acqua che hanno consentito agli speleosub di poter rimanere immersi per tempi più lunghi e in sicurezza. Il recupero dei 4 corpi dovrebbe durare 2 giorni. I sommozzatori dovrebbero essere in grado di recuperare 2 alla volta per immersione. Sulla Duke of York c'erano 20 persone, oltre ai 3 dive master e Benedetti, che era l'istruttore più alto in grado. Il portavoce del presidente delle Maldive nelle scorse ore aveva riferito che solo 3 dei 5 subacquei aveva il permesso di ricerca marina, ovvero la professoressa Monica Montefalcone, la ricercatrice Muriel Oddenino e il biologo Federico Gualtieri. Il permesso non è per le immersioni ma per l'attività scientifica, ad averlo dunque è logico che fossero i ricercatori e non le guide, ha specificato l'avvocato del tour operator verbanese Albatros Top Boat, che ha venduto il pacchetto per la crociera scientifica subacquea nella quale hanno perso la vita i 5 italiani. È morto questa mattina dopo una notte di agonia il giovane che ieri sera si è scontrato contro un palo in via Roma a Codognè, nel Trevigiano. L'ho visto per terra qua e c'era l'ambulanza, era già arrivata l'ambulanza. Apriva anche gli occhi, non so niente, guardi, l'ho visto lì per un quarto d'ora, mezz'ora, sono stata qua anch'io. Si sono mobilitati in tanti qui in via Roma Roverbasso di Codognè per salvare la vita a David Sbia, il 28enne che si è schiantato poco prima delle 22 mentre stava rientrando nella sua casa di Gaiarine a bordo di una Kawasaki. Malore o distrazione, difficile capire cosa lo abbia portato fuori strada. Di certo l'impatto con i pali delle indicazioni stradali è stato tremendo, con il giovane volato sull'asfalto. Nessun altro mezzo è rimasto coinvolto. Tra i residenti c'è chi ha portato una coperta, chi, come una donna che preferisce non comparire, gli ha tenuto la mano fino all'arrivo dei soccorsi. Gli ho detto che non era da solo. Le sue parole: nonostante gli sforzi, David è morto dopo una notte di agonia all'ospedale. Sicuramente dispiace, sicuramente dispiace. Grazie, signora. Troppo giovane, Troppo giovane, purtroppo. David si era trasferito da Foggia a Gaiarine recentemente, trovando il modo di presentarsi anche al sindaco, che ora esprime tutto il suo cordoglio. L'avevo trovato qualche mese fa e così appunto mi raccontava velocemente un po' la sua storia, che è integrato, che si trova bene qua. Dolore anche tra colleghi e amici. Da poco il 28enne aveva lasciato il lavoro alla Friuli Intagli per un altro impiego, e questo in nome di una passione risultata fatale. Si è cercato un altro lavoro, perché lui voleva proprio andare a trovare il tempo per uscire in motocicletta, no? E quindi per quello che ha cambiato, diciamo, lavoro, perché la Friuli Intagli è un posto un po' particolare, si fanno 3 turni, e invece di là avrebbe lavorato a giornata e quindi avrebbe avuto più tempo per la sua passione. Mi dispiace perché stavamo facendo anche amicizie, sinceramente, saperlo così dispiace molto veramente, è un bravo ragazzo. Ed un'altra tragedia sulla strada nel pomeriggio a Pilastro di Orgiano, un'anziana in sella, la sua bicicletta è stata travolta ed uccisa da un tir. La vittima è Doriana Stellin, 77 anni, che si ricava a casa del figlio che abita a poca distanza dal luogo della disgrazia. Sul posto carabinieri e polizia locale che hanno raccolto testimonianze e rilievi utili per ricostruire l'accaduto e stabilire le eventuali responsabilità al vaglio del magistrato di turno, che aprirà un fascicolo per omicidio stradale. Scorribanda ad alto tasso alcolico per un gruppo di giovani fermati sabato notte dall'equipaggio della Volante di Belluno a bordo di un furgone funebre. Il mezzo è stato visto sfrecciare ad alta velocità dai poliziotti ad un orario particolarmente insolito per un funerale. All'Alto i poliziotti hanno scorto, oltre al conducente 28enne, socio di un'impresa di pompe funebri del capoluogo, altri 3 ragazzi, e uno di questi sistemato nel vano adibito al trasporto della bara. Il clima eccessivamente festoso ha suggerito un accertamento con l'etilometro. Il conducente è risultato positivo con un tasso pari a 1,24. Nei confronti del 28enne sono scattati il ritiro della patente e denuncia per guida in stato di ebbrezza.
Ed ora a Montecchio Maggiore un tir di passaggio colpisce uno dei cancelli di Villa Cordellina Lombardi e l'impatto fa cadere una statua dell'ingresso dell'edificio storico del 1700, sede di rappresentanza della provincia di Vicenza. L'incidente è accaduto questa mattina, immediato l'intervento delle pattuglie della polizia locale dei Castelli per la ricostruzione del fatto, le cui cause sono al vaglio dei tecnici della provincia per la valutazione dei danni. Dalle prime verifiche sarebbe emerso che sul tratto stradale in questione vige il divieto di transito per i mezzi pesanti e che il veicolo sarebbe stato sprovvisto di autorizzazione. Bimbi della primaria di Marostica a Trieste sulla rotta balcanica, raccolte centinaia di firme per sostenere il lavoro delle maestre. Più di 350 firme raccolte in piazza degli Scacchi a Marostica in un paio d'ore per sostenere le maestre della primaria Arpalice Cumanpertile che hanno accompagnato 2 classi quinte a Trieste. Qui bambini e bambine, guidati dai volontari di Linea ed Ombra, hanno consegnato un pasto e un paio di calzini ai migranti che seguono la rotta balcanica, facendo esplodere una vera bomba politica con quello che doveva essere un progetto di integrazione e inclusione. Tanti gli attestati di solidarietà all'elementare di Marostica, a cominciare proprio dai cittadini che hanno avviato la petizione chiedendo il rispetto del ruolo dell'istituzione scolastica e dei progetti didattico-educativi degli insegnanti. Lo stesso coparroco dell'unità pastorale Pianezze Marostica, Don Giorgio Zanetti, ha espresso totale appoggio alle maestre, riconoscendo il profondo valore educativo, civile e sociale, si legge, dell'attività svolta dalle 2 classi quinte. Dal suo canto la scuola continua a trincerarsi dietro il silenzio. Adesso proprio a delle riunioni non cresce. Intanto si è in attesa dell'arrivo degli ispettori scolastici regionali, così come richiesto dall'europarlamentare leghista Anna Cisint, che ha interpellato Roma sdegnata da questa iniziativa. Presentata l'interrogazione al ministro Valditara perché quello che è successo in quella scuola primaria a Marostica è gravissimo. Sulla scia di Cisint anche l'eurodeputata di Fratelli d'Italia Elena Donazzan e il collega di partito l'onorevole Silvio Giovine. Dal suo canto il PD regionale parla di indebite ingerenze politiche e chiede direttamente al presidente Stefani e all'assessore regionale all'istruzione quali azioni intendano intraprendere per tutelare la libertà di insegnamento e l'autonomia delle istituzioni scolastiche venete. Sulla questione sono intervenuti anche i fornelli resistenti di Bassano del Grappa, gruppo spontaneo di cittadini impegnati nel sostegno ai migranti in transito a Trieste, che promuovono la cooperazione anche coinvolgendo i più giovani. Lutto nel mondo politico bellunese, veneto e nazionale. È morto Gian Claudio Bressa, già sindaco di Belluno, parlamentare e sottosegretario di Stato. Belluno piange Gian Claudio Bressa, protagonista della vita politica cittadina e nazionale per oltre 40 anni. Ex sindaco del capoluogo, parlamentare della Repubblica e sottosegretario di Stato, Bressa è stato uno dei volti più conosciuti della politica bellunese. Nato a Belluno nel 1956, aveva iniziato il suo impegno nelle istituzioni locali per poi approdare in Parlamento, dove ha ricoperto incarichi di rilievo soprattutto sui temi delle autonomie degli enti locali. Nel corso della sua lunga carriera politica aveva mantenuto un legame stretto con il territorio bellunese, seguendo da vicino le questioni legate alla montagna e allo sviluppo della provincia. Bressa aveva compiuto 70 anni lo scorso gennaio ed è morto improvvisamente nella sua casa di Firenze, dove da tempo aveva trasferito la sua residenza. Numerosi messaggi di cordoglio arrivati in queste ore. Un amministratore politico di rara preparazione, lo ricorda la presidente di Confindustria Belluno Dolomiti Loren Berton, sottolineando il suo costante impegno per le terre alte e la conoscenza profonda della montagna. Cordoglio anche dall'assessore regionale alla montagna Dario Bonda, che definisce Bressa un punto di raccordo autentico tra territori accomunati dalla stessa identità alpina, mentre il sindaco di Longarone Roberto Padrin parla di un politico di altissima caratura, preparato e competente. Condoglianze alla famiglia sono arrivate dal presidente della regione. Rimarrà nella memoria per la serietà personale e intellettuale con cui ha ricoperto i suoi incarichi, scrive Alberto Stefani. Con la scomparsa di Gian Claudio Bressa, Belluno perde una figura centrale della propria storia politica recente. A Venezia per appoggiare la candidatura a sindaco di Simone Venturini, il ministro del turismo Gianmarco Mazzi ha annunciato l'arrivo del ministro Giuli mercoledì alla Biennale.
La Biennale di Venezia è molto importante per l'economia di Venezia e quindi va salvaguardata. Io sono molto felice, credo che fra un paio di giorni, dopodomani, viene il ministro Giuli, so che c'è un bel dialogo, è ripreso il dialogo con Pietrangelo Buttafuoco. Io credo che loro abbiano la stessa identica visione, soltanto hanno la stessa meta, hanno lo stesso obiettivo, probabilmente con visioni diverse sui cammini da procedere, che peraltro adesso hanno condiviso. A Venezia, per appoggiare la candidatura a sindaco di Simone Venturini, il ministro Mazzi ha dunque annunciato l'arrivo del collega Giuli alla Biennale, spegnendo le polemiche delle ultime settimane. Giuli infatti aveva disertato l'inaugurazione, un fatto quasi senza precedenti nella storia della Biennale dopo le divergenze legate al padiglione Russia. Mazzi ha commentato poi anche la questione di Beatrice Venezzi, con cui il Teatro La Fenice ha chiuso i rapporti dopo mesi di proteste da parte degli orchestrali. Ho trovato il comportamento dell'orchestra e del coro della Fenice di Venezia troppo violento nei confronti di questa giovane artista, di questa giovane donna che, tengo sempre a precisare, ha avuto un curriculum di studio nel più importante conservatorio italiano e si è diplomata con il massimo dei voti. Il ministro al turismo, nell'appoggiare Simone Venturini, ha evidenziato i punti di forza del contributo d'accesso. Io credo che il contributo d'accesso sia la misura più giusta, perché è quella che consente di garantire ai turisti internazionali di poter programmare una visita più sostenibile, un'esperienza più sicura sotto il profilo del benessere, perché altrimenti in una città come Venezia, che è una città soprattutto dei veneziani, è una città del Veneto, è una città dell'Italia, ma è una città del mondo, e quindi proprio per questo quale altro sistema c'è? Il contributo, ha evidenziato il candidato sindaco di centrodestra, può ancora essere migliorato, e questo non vale solo per il turismo. Sicuramente sul tema della sicurezza si deve continuare a investire, potenziare l'organico della polizia locale anche in chiave di monitoraggio del centro storico, della parte di Terraferma, Mestre e Marghera, un grande lavoro per far evolvere il contributo d'accesso per quanto riguarda appunto la maggior disincentivo nei confronti di un turismo escursionista, e anche per avere maggiori risorse con cui finanziare alcuni servizi per i veneziani, come il garage comunale da dedicare unicamente ai veneziani, e dall'altra parte a costruire un nuovo grande garage per posti auto nei pressi di Piazzale Roma e Scomenzera. Terzo, lavoro, portare qui lavoro a valore aggiunto, come possiamo pensare il terziario avanzato nella parte storica, e un'industria solida a Porto Marghera. Ed ora rimaniamo a Venezia, perché c'è stato un vertice sulla crisi Electrolux. Per noi sul posto Filippo Fois e Edoardo Paris. Filippo Bonzo, buonasera. Buonasera Daniela, abbiamo Manuel Moretto che ci può riferire. Noi siamo proprio nella sala in cui si è tenuto questo incontro, che è un incontro preparatorio in vista dell'incontro al Ministero con il Ministro Urso, in cui saranno presenti anche i vertici aziendali. Lo scopo era quello di trovare una posizione comune tra Regione Veneto, Friuli Venezia Giulia e tutte le sigle sindacali. L'avete trovata? Credo che la posizione sia unanime. Prima di tutto abbiamo riconosciuto tutti che c'è un problema che va risolto nel migliore dei modi. Siamo di fronte a Electrolux, che ha presentato un piano di licenziamenti per un totale di 1700, più abbiamo altri problemi rispetto ai terministi, quindi si aggiungeranno ovviamente i numeri dei licenziamenti. La nostra idea è quella di pretendere da Electrolux un ritiro di quello che è le procedure, quanto detto rispetto ai licenziamenti, di arrivare invece alla presentazione di un vero progetto industriale che tenga insieme l'occupazione e ovviamente nessuna perdita di posti di lavoro, e più che altro investimenti sul territorio, mantenere la qualità e il prodotto, come dire, Susegana, come in tutti i siti che oggi ha Electrolux in Italia. Paola Morandini della RSU di Susegana, una battuta rapidissima: con che spirito si va a Roma? Siete ottimisti? Siamo sicuramente ottimisti, ma siamo anche combattivi. Questa è la nostra vita, questo è il nostro lavoro, e noi dobbiamo difendere i nostri siti produttivi, le nostre competenze e le nostre fabbriche. Il piano che è stato presentato da Electrolux è inaccettabile, parla di licenziamenti, ma parla anche di una dismissione dall'Italia di questa multinazionale. Per noi è inaccettabile. Ne riparleremo lunedì allora al Ministero con il Ministro Urso e con i rappresentanti dell'Electrolux. Nel frattempo la linea torna a te, Daniela. Poi le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, arrivederci.